Insomma, prestazione contro l'Atalanta, dai, bella, una bella partita, però la prima sconfitta al Bentegodi. Sì. Fisca, guarda, ieri non c'era verso, guarda. Abbiamo avuto un bel po' di occasioni nitide come un TV 4K. Veramente, cioè, ma niente, nisba, zero. Niente? Come diceva il mio povero bisnonno che ci provava ancora alla veneranda età di 93 anni, a poter urter tutto il dì, ma sarei mai in treve. Comunque un'ottima prestazione, insomma, un Grecia-Verona che esce a testa veramente a testa altissima contro una squadra che pianta i chiodi con la testa. No, domenica prossima si va a Torino, un punto di vantaggio, però la difesa sarà purtroppo decimata. Sì, Fischi. Mi sarebbe piaciuto affrontare Juric con la squadra titolare, guarda. Vedremo se Algor Tiudo, insomma, riuscirà Igor a mettere insieme almeno 13 anni, ecco. Ovviamente non è una partita come tutte le altre, insomma, sta mettendo testina di plexiglass. È come se ti invitano te e la tua morosa ad una cena dove sai che troverai la tua ex patacca, con la quale magari ci hai avuto una storia di 2 anni, col suo attuale moroso e per di più nello stesso tavolo. No, addirittura. Disastro. Tra l'altro, per quel moroso lì ti ha mollato con un messaggino tipo grazie di tutto, sono stata bene con te, ma ho trovato uno che ha più soldi di te. Insomma, capisci bene che ti girano i maroni che ti sembra di avere un mini pimer nei boxer. Allora quindi ovvio che tu dentro di te cos'hai? Hai quel senso di rivalsa che vorresti sgnaccarcela tutta, capito? Vorresti proprio farla schiumare di gelosia, hai capito? Presentandoti, che ne so, con la tua attuale patacca, capito? Tirata da gara, con un telaio meglio di una mountain bike, fasciata di un tubino nero, tacco 12, calze autofilettanti, no? Che quando passi nei saloni del ristorante tutti gli altri uomini si danno di gombio, e si bisbigliano nelle orecchie e dice hai visto che patacca che c'ha adesso? Non come Miss Lamentona che c'aveva prima, e poi no, magari quando ti siedi al tavolo che ti trovi davanti la tua ex morosa, insomma quell'uomo moroso, ti dici ancora tu? Ma non dovevamo vederci prima? E poi ci dici questa è la mia signorina, io e la mia signorina stiamo bene insieme, vedi? E tu gli dici ma sbaglio, hai messo su qualche chilino? No, no, dice, no, scusa, è il vestito che ti ingrassa. Però quel colore lì ti sta bene con i denti beige. Capito? Poi gli dici ma hai cambiato pettinatura o sei venuta qua con lo scooter? No! E poi gli dici oh scusa, non mi presenti tuo nonno? No! Che gaffa! È il tuo moroso! Scusa, no, scusa, ho fatto una gaffa, però c'ha un bel sorriso. Sono tutti i suoi i denti? No, ma basta, ma no! Anche i capelli sono i suoi. Certo. Gradisce un po' di vino o deve prendere la pastiglia? Ma no, ma dai! Insomma, cerchi, capito? Di sgnaccarci da lì, di prenderti la tua rivincita, insomma, io spererei domenica prossima di togliermi qualche calzino dalle scarpe. Ma furoreggia da settimane questa presenza misteriosa che la accompagna e tutti si domandano ma chi l'è, ma chi non l'è. Devo dire che ci terrei insomma a mantenere un po' la privacy. Allo stadio ci sono le telecamere che indugiano, quando sono qui nel mio studio cerco insomma di tirarla un po'. Anzi, ci scusi per la domanda. Mi pare giusto. Vedi. Un po' di pazienza. Presidente, no. Attenzione. Via. No, questa è la cosa delle pulizie. È la colf. Vamo via, è la colf. Abbiamo preso in castagna, ho detto fermati un po' che c'è della polvere sulla scrivania. Sì, immagino. Comunque, allora ci diceva... Ma va via! Può andare via signorina, è finito il turno, sa? Sì, vabbè, ci crediamo tutti. Il tavolo. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.